Gentili signore e signori, appassionati e appassionati di hockey pista e dal Pala Ferrarin di Breganze, è domenica 5 febbraio. Fra qualche istante dovremo commentare l'incontro valevole per la quinta giornata del campionato di Serie 1, scusate, di Serie 2, di Serie 2 hockey pista stagione 2022-2023 tra la formazione del Hockey Veneta Lab Breganze opposta alla formazione dell'associazione sportiva dilettantistica Hockey Montecchio Precalcino. Breganze è iniziato con un buon ritmo. Tentativo di dai e vai con Dalla Valle che non trova però Matteo Pace. Ancora qui l'ottima giocata sull'asse da Santo Torres Agostini che insacca. Attento alle ripartenze della formazione ospite. Qui un tentativo di assist al volo con Matteo Dalla Valle che ha perso la stecca e quindi da regolamento il signor Camonico non può non concedere il rigore. Un momento importante di questa partita. La rete di Stefano Dal Santo, 2-0. Di giustezza questo rigore. Mezza altezza, formazione di Ivano Zanfi che sono Gammone, Pozzo e Zanini, Capitan Zanini. Scarico indietro, Tommaso Volpe, stop e tiro, la rete di Tommaso Volpe. Stop e tiro di Tommaso Volpe, che ha sicuramente, come si suol dire, il bastone caldo. L'ultimo intercetto di Alessandro Tognolo, il tentativo di assist sul secondo palo e c'è un rigore. Controllo di pattino. Carlo Sanson, il palo sulla ribattuta del 53 rossonero e qui Alessandro Tognolo, un altro specialista che va a sfidare Matteo Dalla Valle. La conclusione, la parata di Matteo Dalla Valle. Ha cercato il tiro rasoterra confidando nel salto del portiere ospite e non è così. A causa questo infortunio che dicevamo prima doveva rimanere ai box. Esatto, almeno 2 attenzione settimane. Qui e qui c'è la rete di Pozzo accorcia le distanze Montecchio Precalcino e quindi 21-18 la riapre la formazione ospite. Progetto importante da realizzare. Ottimo l'anticipo di Ramiro Torres, vediamo se sarà fortunato. 3 contro 2. La rete di Breganze. Ottima questa gestione del 3 contro 2. La finta di tiro di Silvio Costenaro. Lo scarico per Stefano Dal Santo che fa doppietta. Quindi Breganze sicuramente a 7 minuti e 07 va sul triplo vantaggio.